Buongiorno a tutti. Allora, eccoci qua. Vediamo. Vediamo chi si collega. Tra un po' iniziamo, ragazzi. Oggi sono un po' emozionato, non so perché, ogni tanto mi succede. Allora, le nostre belle spatule, iniziamo a preparare tutto. Voi avete preparato da casa? Quindi oggi andremo a fare questo pannello grande con Venezian Plaster blu con delle sfumature bianche. Abbiamo fatto un sondaggio su Decoriamo Noi. Come preferite le vene, incise o a pennello? La maggioranza ha detto a pennello, quindi io le farò a pennello. Voi le potete fare come volete voi, non c'è problema. E vi ricordo di pubblicare i vostri pannelli su Decoriamo Noi o sul vostro profilo e mettere l'hashtag Creiamo insieme, come io l'ho messo sulla mia diretta. Un attimo che vediamo se c'è qualche amico che ci sta salutando. Aspettiamo un po' che si collegano. Buongiorno. Siamo già in tanti. Dai ragazzi, dai. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Io direi che possiamo già iniziare perché questa diretta sarà abbastanza lunga. Quindi vi ricordo, per chi non lo conosce ancora, Venezian Plaster è un grassello di calce, non è un sintetico, ma è solo semplicissimo grassello di calce. Ecco qua, diamo una bella girata, questo è bianco, abbiamo fatto l'azzurro, quindi ricapitolando, per chi non ha seguito la diretta dell'altra volta, adesso noi abbiamo fatto un fondo bianco perché tanti lo volevano inciso, però la maggioranza, vi ripeto, su Decoriamo Noi ha deciso a pennello, quindi io adesso gli vado a fare una mano di blu e poi lavoreremo bagnato su bagnato. Eccoci qua, dov'è il blu? Eccoci. Preparate tutto l'occorrente. Purtroppo io non vi posso rispondere perché sono qui da solo. Scusate se ogni tanto faccio qualche gaffa in diretta, però ragazzi, mi emoziono anch'io ogni tanto. Eccoci qua. Qua abbiamo il nostro bel blu e andiamo a fare una mano bella tirata. È anche bello che si vedono queste sfumature di bianco ancora sotto. Quindi facciamo la nostra mano completa. Seguite i passaggi che faccio io, se voi avete un altro colore fatelo di un altro colore, non è un problema.
Eccoci qua. Andiamo un po' a tirarlo, ma non eccessivamente, non lo lucidiamo. Voi potete lavorare con tutti i grasselli che avete a disposizione, ragazzi. Non è solo Venezian Plaster, potete usare tutti i brand che ci sono. Non faccio nomi, ma li potete usare tutti. Non mi interessa. L'importante è mettere il nostro hashtag, pubblicare su Decoriamo Noi, vi aspetto in tanti. Il gruppo l'abbiamo rifatto libero, quindi per chi si vuole iscrivere al nostro gruppo, vi aspettiamo. Gente polemica non l'accettiamo. E quindi man mano facciamo la nostra bella mano. Per fare le vene a pennello, ragazzi, ci vuole colorante bianco e acqua. Per chi non ha il colorante bianco potete usare un'idropintura lavabile acrilica. La diluite tanto e la preparate per dopo. Scrivete anche le domande sulla diretta, ragazzi, dopo vi rispondo stasera quando sono a casa, tranquillo, vi rispondo a tutti. Non c'è problema. Siamo anche in diretta su streaming sul nostro canale YouTube. Ho collegato 2 telefoni. Non troppo avanti, troppo. Eccoci qua. Adesso diamo una bella pulita alla spatola. Man mano vediamo chi c'è in diretta. Wow, 90 persone, o sbaglio? Non ci vedo bene, sì. Ti sto perdendo un po' la vista. Quindi ragazzi, ci siamo, Adesso prendo un'altra spatola per andare a iniziare a fare qualche sfumatura di bianco. Guardate come lo tocco, si lucida, Oggi è specchio. Quindi la vena la facciamo così oggi. Non è come mi gira, non ho un senso studiato. Per me tutti i sensi sono uguali. Faccio decidere i clienti. Quindi man mano andiamo a creare qualche effetto senza lasciare sassolini, mi raccomando, altrimenti dopo quando andiamo a lucidare siamo fregati.
Fate questa operazione sulla spatola. Da creare qualcosa un po' non molto uniforme. Ragazzi, se vi piace la mia diretta, la volete condividere, mi fa veramente onore. Io vi sto mettendo a disposizione di tutti. Ci aiutiamo a vicenda. Grazie. Commentate, lasciate qualche like, mi raccomando, non guardate e basta, Mi fa sempre piacere qualche like di qualche amico. Ecco qua. Abbiamo creato un po' questa situazione di venature fatte un po' a caso così. Adesso andiamo di nuovo a riprendere spatola bellissima, marchiata Accademia Liso. Andiamo a riprendere di nuovo il blu, buttiamo questo qua, vediamo chi c'è in diretta. Eccoci qua, 120 persone in diretta, dai ragazzi, dai, su YouTube abbiamo 3 persone in diretta, vabbè, ci conosceranno anche là man mano, siamo in streaming anche su YouTube, Accademia Liso, un nome e una garanzia in Italia ragazzi, non sono io che lo dico, sono i numeri. Eccoci, tac. Oggi vi farò vedere un nuovo metodo di lucidatura, Mi raccomando, aspettatevi che è veramente una bomba. Quindi la nostra bella spatola, bella pulita, andiamo a controllare che non ci siano i sassi, altrimenti facciamo danni. Ok. E adesso man mano andiamo a chiudere il nostro pannello. Andiamo sempre a formare, guardate, andiamo a coprire anche il bianco, così escono delle sfumature belle leggere e non appesantite. Lucidiamolo man mano che lo andiamo a stendere. Volendo possiamo aggiungere un po' di bianco se vediamo che si cancella troppo, così, e poi ce l'andiamo a tirare. Scegliamo i 2 colori quasi insieme per andare a creare nuove sfumature.
andiamo avanti. Eccoci qua, possiamo fare tipo una metà di pannello, lo lucidiamo bene e andiamo avanti. Sto lasciando delle sfumature leggerissime, perché poi andiamo a evidenziare col pennello un po' il tutto. Un po' di bianco. Man mano che andiamo avanti sta prendendo sempre più forma la nostra lavorazione. Eccoci qua, diamo una bella pulita alla spatola, diamo ai nostri amici che ci seguono, grazie ragazzi, siete in tanti, mi fa veramente piacere e molto onore, quindi man mano possiamo lucidare la nostra prima metà. Così facciamo in modo che il materiale non si asciuga tanto. Vediamo se si vede bene il pannello. Certo. Com'è ragazzi? Com'è? Allora. Vediamo dove è la nostra spatola più piccola, l'ho persa. Lei, eccoti. Eccoti qua. Quindi facciamo finta che siamo in parete e ci facciamo un pezzo alla volta, no? Perché è impossibile fare tutta una parete insieme. Tanto anche se si forma
Facciamo qualche giunta di colore, fa parte anche della lavorazione. Oggi ragazzi mi raccomando, aspettate in diretta che vi faccio vedere il nuovo metodo di lucidatura Antonio Liso. Ragazzi, non voglio calcare tanto il bianco perché poi dopo un po' è bello all'inizio, ma dopo un po' poi stanca. Quindi voglio sempre far nascondere tutto e poi andiamo a evidenziare tutto con il pennello. Quindi mi raccomando, non lasciate queste scie che sono bruttissime. Ragazzi, non strappa mai. Eccoci qua. Adesso andiamo a fare la parte bassa, controlliamo sempre anche sulle giunte se c'è qualche sassolino, andatelo a tirare via. Vi consiglio sempre di fare questa operazione in due. Vediamo quanti amici ci sono. Massimo Cialdella, vieni, ti faccio schiacciare a te, non ti preoccupare. Stai tranquillo. Ok. Adesso riprendiamo il nostro blu, spatola, ho perso la spatola, le belle delle dirette, eccoti qua, si è nascosta, diamo una bella pulita. Adesso qui abbiamo la nostra bella giunta, andiamo subito a sormontare. Ragazzi, dal vivo veramente è uno specchio, non abbiamo ancora lucidato. Allora, prendiamo, massimo prendiamo un po' di bianco e di blu, non li misceliamo bene insieme, guardate, da rendere il colore un po' più chiaro. Facciamo la nostra bella giunta. Guardate, la giunta è sparita tutta, Quindi quando facciamo le giunte con Venezia Plaster andiamo a fare pressione sopra e schiacciamo fortissimo. Con poco prodotto abbiamo eliminato la nostra giunta opaca. Poi ci mettiamo un po'
di bianco e andiamo a creare qualche sfumatura. Ok. Eccoci qua. Ragazzi, il lavoro più difficile, secondo me, per queste lavorazioni è il grassello di calce, però il risultato è molto molto bello, se fatto bene veramente è una bomba. Qua si vede la professionalità delle persone sul grassello di calce. Eccoci, stiamo arrivando, finiamo tutta la parte bassa, poi iniziamo la nostra bella lucidatura e poi andiamo a creare le nostre vene. Condividete ragazzi, condividete! Qua, siccome è asciutto, andiamo di nuovo a ripassare bene. Eccoci qua. Ok.
Peccato che un pannello si muove troppo. Vediamo un po'. Bello, bello. Non si vede tantissimo il bianco. Che dite ragazzi? Ci siamo? Voi come state andando? Siete operativi? Condividete, condividete. Vediamo, mettiamo un goccino di bianco qua. Mi raccomando, basta, creiamo insieme. Oh, ci voleva questo colpo finale. Ok, facciamo tirare. Eccoci qua. Adesso ci andiamo a prendere una bella spatolina. Ok, accetto. Adesso man mano che tira lo lucidiamo, vediamo un po'. YouTube, vediamo un po'. Tanto i colori. Io ho la mia cartella con i miei toner, Andrea. Questo è il colore 2020, l'anno della sfiga. Ok, adesso andiamo a lucidarlo bene bene bene. Quindi prendiamo il nostro spruzzino, che sarà asciugato tantissimo. Acqua, Non tutti i grasselli potete spruzzare l'acqua sopra, ragazzi. Ci sono dei grasselli e poi rimangono piccole lumachine se lo mangia, quindi state molto attenti e non spruzzate tanta acqua. Ho messo il nastrino oggi, che di solito negli angoli prendo sempre i sassi, poi questo bordino prossimamente lo farò tutto in foglia d'argento, bellissimo. Eccoci qua.
Uno specchio, ragazzi, uno specchio. Non so se si vede di là, Mi è venuto un po' di mal di schiena, ho caricato 30 secchi stamattina. Che gran lavoratore. Mi manca il lavoro, mi manca. Oh là là. Anche il mal di schiena mancava. Vediamo, che mani sporche. Eccoci. Siamo sempre sulla linea dei 100 in diretta. Si vede già specchio, ma dal vivo si vede molto di più, E lo dobbiamo ancora lucidare, ragazzi. Oggi vi svelo un metodo di lucidatura, però il trucco solo chi viene al corso mi insegna, ve lo faccio solo vedere. Altrimenti i miei corsi vanno alla rovina. Accademia liso, la schiena si è bloccata e vai. Ti pareva? Compra mia moglie, ha delle torte buonissime. Quando c'è l'acqua scivola troppo la spatola, Quindi, eccoci qua, si vede? Eccoci, bello lucido, dopo ve lo faccio vedere. Prego, per un goccio d'acqua. Sì, si vede, ottimo, ciao ragazzi, eccoci qua, grazie ragazzi, grazie. Allora noi, fin quando è bello umido, possiamo sempre lucidarlo. Adesso io direi, prima di passare alla nostra bella 4000 il lucidatore, iniziamo a farci qualche vena.
Quindi pennelli, incisori per chi lo deve incidere, hashtag creiamo insieme. Quello c'è rimasto da fare, ragazzi. Ormai lucidissimo. Non strappa, Eccoci qua. Lo lasciamo un po' asciugare, perché adesso la 4000 ancora. Oppure dobbiamo passare direttamente la lana. Vediamo. Quasi passiamo solo la lana. Siamo in 150 in diretta, grazie ragazzi, siete fantastici. Vai, condividete. Allora, io salterei il passaggio della 4000 perché è già stralucido. Perché per passare la 4000 ci vuole almeno un'oretta. E quest'oretta per aspettare il pannello non ce l'abbiamo. Vediamo con la lana cosa viene fuori. Non c'è cera, non c'è niente, Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Accademia lì sul nome e una garanzia, ragazzi. Le prolunghe no però, Le prolunghe dell'Accademia non è una prolunga, sinceramente questa presa qua è un po' fatta così. Quindi è sempre. Non potete capire quanto è lucido, ragazzi. Una lastra di vetro. Stucco bagnato, si fanno i piccoli danni. Abbiamo preso un po' di stucco sull'angolo, ce lo siamo portati dietro. Ecco qua sistemato già.
stucco negli angoli è sempre un casino. Ok. Com'è? Ah, bomba. Mi dice una barba, io. Adesso siamo pronti per le vene. Vediamo. Eccoci qua. Lucidissimo. Vediamo se spenge la luce. Perché sta luce qua è sempre un problema. Sì. Un po' buio? Guardate. Bellissimo. Non guardate le mie pareti, sono loro che guardano te. Adesso ci facciamo le nostre vene, vado a lavarmi le mani, Arrivo! Eccoci qua. Pronti? Goccino d'acqua. E ci siamo. Allora, guardate quanti pennelli abbiamo. Noi non vogliamo spesa, Questo non serve più, questo neanche, e vai. Adesso dov'è che ho messo? Qua io ho fatto con un po' di acqua e colorante bianco, cioè il titanio, ho fatto questo. Se voi non avete il colorante bianco, usate un po' di idropittura super lavabile, altrimenti se usate un traspirante viene tutto via. Pennellino, diamo come questo. Potete usare vari pennelli di varie misure da applicare un po' le vene. Tenete sempre un bel pennellino asciutto. Col pennellino asciutto andate a sfumare la pennellata che andate a creare con i pennellini. Quindi andiamo un po' tremulante, guardate, non belli netti netti. Fatevi 6-7 caffè così vi tremano la mano bene. Mi è caduto pure il pennello, il bello della diretta. E quindi poi cosa facciamo? Andiamo al nostro pennello. E andiamo a sfumare un po' l'avena. Se c'è qualcosa che non vi piace, siccome è ancora fresca, andate a cancellare. Ok? Man mano andiamo sempre avanti. Io di solito vado a calcare le vene dove ci sono quelle sfumature di bianche per far risaltare di più il disegno. Guardate.
eccoci qua. E quindi peccato che non possa spostare il telefono, ragazzi, veramente mi dispiace. Troppo il governo non ce lo permette di portare un'altra persona. Eccoci qua. A me piace sempre fare una vena che scende dal centro. Ragazzi, preparatevi che vi faccio vedere che specchio diventa tra un po'. Quindi andiamo. Qua abbiamo usato un po' troppo. Andiamo man mano a ricalcare e a tirare. Che silenzio, non parlate? Ecco qua che man mano andiamo a fare il nostro marmo. Vediamo che dicono i ragazzi. Che dice? Colpa del caffè, sì. No, sinceramente ne sto bevendo solo una casa, i bar sono chiusi. Però è anche l'emozione, Tenerlo bello leggero il pennello in mano, senza prenderlo, deve scorrere da solo, da solo. Ok.
Ci siamo? Quindi ragazzi, come funziona? Facciamo prima mano, seconda mano, sempre un giorno dopo l'altro, poi il terzo giorno andiamo a creare le nostre sfumature, poi man mano possiamo iniziare a fare le nostre vene. Ci siamo? Vediamo in quanti siamo. Ragazzi, un po' lunga sta diretta, Su YouTube abbiamo 11 persone, ciao agli amici di YouTube anche, gli amici di Facebook. Sto pensando dove andare a farne un'altra. Bella, sottile, sottile. Ragazzi, su Venezia Blaster le vene scorrono che sono una bellezza. Qualcuno vuole usare anche le piume, le bagnate così alla punta, andate a creare qualcosa, un po' di che viene, tac. A me non piace tanto l'effetto dell'ottima, Eccoci qua. Adesso questa la sfondiamo un po'. Bellissima. Bellissima. Si vede? Ciao Gianni, buongiorno. Non posso spostare il telefono, altrimenti poi aspettate, dai, facciamo una prova, speriamo che non facciamo danni col telefono adesso. Vediamo se riusciamo. Faccio vedere il frontale di quanto è bello questo marmo, chiamiamolo marmo perché poi va fine. Guardate ragazzi, che
c'è trucco, non c'è inganno. Lo dobbiamo ancora lucidare, Quindi state sempre in diretta, condividete, lo posizioniamo adesso così, vediamo se non abbiamo coperto la diretta di YouTube. Eccoci qua, ve l'ho avvicinato un po' di più. YouTube ci guarda anche dall'iPad e vai, troppo tecnologico. Ciao Giuseppe, grazie. Vamos, vamos. Siete carichi? Hashtag creiamo insieme. Ho perso il pennello, eccolo qua. Facciamo qualche denunzia ancora e poi ci prepariamo per la lucidatura finale. Hashtag creiamo insieme, uniti ce la faremo ragazzi. Settimana scorsa, prima che venivo in accademia, ero andato un po' in depressione ragazzi. Vedevo tutto nero, Adesso vedo di nuovo blu. Che bello. Pennello. Butta la vecchiaia. Vediamo quanti amici che mi vogliono bene, che mi condividono il mio video oggi, vediamo. C'è gente che non condivide, non mette un like, non mette un commento, però in segreto viene a chiedere i consigli. Questo non è giusto però, Lo sapete che io parlo in faccia. Se volete i consigli, interagite ragazzi. Provate i materiali. Quindi chi interagisce, condivide, anche se non condividete, interagite, basta. I consigli di Antonio Riso ci sono sempre. Chi fa finta di niente poi viene a chiedere consiglio, arrivederci. Giusto ragazzi? Un saluto al mio fratellone Valente Massimiliano, che condivide a manetta sempre. Grande Valente. Ok. Ragazzi, io direi basta, altrimenti poi sono troppe, Ok.
bello, 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 bello. Ora questo bordino lo metterò su, non so, lo faccio nero o foglie d'argento, vediamo. Com'è ragazzi? Ciro Lazzaro, buongiorno. Quanti siamo? Siamo in tanti. Condividiamo, Matteo, non leggo bene di qua, Matteo. Oggi non so perché non ci vedo bene. Allora, basta, non incido più, bravo. Valente, bello davvero, grazie, grazie Giovanni. Una figata, grazie Maurizio Russo, grazie a tutti, siete veramente fantastici. Foglia d'argento, aiuto, buongiorno Stefano, riso col pennello in mano fai miracoli. Grazie amico mio, grazie Luca, Titta Mazzarella, buongiorno, buongiorno Nicola. Stratosferico, grazie Massimo Ciardella, LCM, bellissimo, grazie. Allora ragazzi, le vene non sono perfettamente asciutte. Adesso vi svelo un segreto che da oggi non è più un segreto, però non vi dico cosa c'è nel contenuto. Se volete scoprirlo, venite al corso, se no altrimenti... Un attimo, arrivo, Vado a mettere a bagno questo pennellino da qualche parte. E poi, diciamo, volendo potete comprare il mio materiale e lo scoprite cos'è il segreto, Questo lo mettiamo qua. Dov'è che abbiamo messo la porzione magica? Eccola qua. Vediamo cosa dicono i nostri amici. Quanti amici che ho. Anche tua moglie mi ha messo in live, grande Marco, grazie. Certo Luca, ti aspetto, lo sai che per me ti ammiro tantissimo, grande Luca Stoppa. Ti aspetto. Qui abbiamo una finitura glass, cioè non è una cera questa qua. Basta. Quindi prendiamo il nostro barattolo, vado a dargli una sciacquata. Ragazzi, io consiglio sempre di fare questa operazione il giorno dopo, Proviamo, al massimo abbiamo rovinato il pannello, pazienza, ne faremo un altro, Cioè non è una cosa gravissima, va? Bello. O da dopo potete anche lasciare così che è bellissimo. Vabbè, noi andiamo sempre oltre. Non è una cera. Vediamo. Quanti sono? Non ci vedo più, cacchio. Non è una cera. 80 persone. Si sono stancati di me, sono andati tutti via. Ciao Stefano, grazie. Ciao Damiano, grazie. Ragazzi, sto facendo passare un po' di tempo per fare asciugare un po' le vene, Non sto cazzeggiando. Allora, prendiamo il misurino. Ehi. Abbiamo fatto il danno? No, è acqua, tranquilli. Prendiamo il misurino, abbiamo
già perso, eccolo qua. Quindi con questo misurino qua mettiamo la porzione magica, agitare prima dell'uso come tutti i prodotti. Non mi ricordo neanche se è diluita questa. Quindi mettiamo la nostra porzione magica, finitura glass, mettiamo una parte, cioè io ne metto giusto un 50 grammi ma neanche, guardate, una parte, neanche troppo, lo togliamo altrimenti mi avanza tutto. Quindi una parte di questo, poi vado a prendere un po' d'acqua, ok, eccoci qua. Quindi una parte di quello e 5 parti di acqua, quindi 1, 2, cioè con 1 chilo di questa roba qua fate un appartamento, 3, 4 e 5. La nostra porzione magica è quasi pronta. Qualcosa per girare. Qualcosa per girare. Ecco qua. Che dicono i ragazzi? Ragazzi, devo aspettare qualche minuto, altrimenti eccoci qua. Allora, giriamo bene la nostra porzione magica. Vediamo, aspettiamo qualche minuto che le vene si asciugano. Nuccio, non è sapone, Nuccio, ma che sapone? Dai! Ma il sapone, ma... No, Nuccio, sei buonissimo, mi dispiace. Non è sapone. Se era sapone te lo dicevo tranquillamente, ci mancherebbe. Non è sapone. Poi provalo tu il sapone, Se ti viene bene, ragazzi, ben venga. Quindi prendiamo la nostra spugna, l'altra volta vi ho fatto vedere con la cera, oggi vi faccio vedere un'altra soluzione. E lo passiamo bene dappertutto. Sa che ho messo troppa acqua. Guardate come si sta occarcizzando tutto adesso.
Abbiamo rovinato, ragazzi. Porca miseria, è diventato tutto opaco. State facendo i pannelli? Si è opacizzato. Eccoci qua. Abbiamo passato la nostra porzione magica. E adesso lo andiamo a lucidare. C'era un po' di sassi, una bellezza. Volendo possiamo fare anche la seconda mano, La seconda mano vi consiglio di mettere meno acqua. Porca miseria, l'acqua lunga. La odio questa acqua lunga, non è l'acqua lunga, è proprio il lucidatore. Venite anche i soldi, se no non vi trovo un altro. Quindi ragazzi, il sapone non è, abbiamo protetto il nostro pannello. Non abbiamo usato resine, non abbiamo, cioè con pochi soldi e tanta manodopera abbiamo fatto veramente un'opera d'arte. Quindi ragazzi, investite bene sul vostro futuro, Ok, adesso volendo ne possiamo dare un'altra mano. Che dicono i ragazzi? Spettacolo, top top top, valente, grazie. Ciao Alberto Marcellino, grande amico Alberto Marcellino. Nicola, ma come, scusa Lucio, ma come fai a mettere il polish su un grassetto di calce? Dai Lucio, fai bravo, vieni al corso. Guardate che specchio, il polish va messo sulla resina. Qua non c'è resina, Lucio. Volendo possiamo dare un'altra mano. L'altra mano, però questo è strapieno, vado a togliere un po' d'acqua.
lo possiamo fare un po' con più prodotto e meno acqua, no? Cioè, diciamo, prima mano abbiamo diluito 1 a 6, la seconda mano la andiamo a diluire 1 a 4, cioè 1 litro di prodotto e 4 litri d'acqua. Poi il polish caramuccio non si può mettere l'acqua dentro. Allora, andiamo a versare un po' di prodotto in più. Vi invito a iscriverti al nostro gruppo Decoriamo Noi. Lasciate un like sulla nostra pagina Accademia Riso. Eccoci qua. Riprendiamo la nostra spugna, la sprizziamo bene, così andiamo a togliere quell'acqua che c'era dentro. Poi Lucio, se la polish, le mani come ce le avevo adesso. Vediamo, chi c'è? Condividiamo ragazzi, condividiamo. Voglio bene, voglio bene a tutti. Ci voleva qualcosa di meglio per girare. Camisa di viaggio. Eccoci qua. Io a volte vado alle fiere, no? Vedo gente che fa lavorazioni sul pannello, passano ore. Non lo so. Beati a loro. Andiamo a fare una seconda passata. Questo prodotto qua, ragazzi, fa in modo anche di andare a lucidare un po' le vene che abbiamo fatto e così non si vede l'opaco delle vene, diventano più lucide. Lasciate poco prodotto su, tiratelo bene. Nuccio, già che mi sei simpatico, dopo chiamami, te lo dico. Sai che ti voglio bene. Allora vi spiego, Nuccio si è iscritto al corso, poi per motivi di lavoro non è potuto venire, poi è successo il problema del coronavirus e quindi ha un corso in sospeso. Ecco perché gli ho detto Nuccio che chiamami che ti spiego. Giusto Nuccio? Grande Nuccio. Ho la tua spatola bella marchiata in quella qua, Nuccio. Adesso lo lasciamo asciugare un pochino. Salutiamo qualche amico che è in diretta. Vediamo. La tua cera. No, la cera è una cosa, questa è un'altra cosa, Massimo. Sono due cose diverse. Ora sì che ci siamo. Grazie. Adesso lo lucidiamo ancora e basta. Volendo potete fare questa operazione anche 3-4 volte.
perché veramente più lo passate e più diventa lavabile. Una bellezza immensa, bellissimo. Ragazzi, veramente una lastra di vetro, bellissimo, bellissimo. Quindi, se non siete ancora soddisfatti, potete andare avanti con più passaggi, tanto è velocissimo questo passaggio qua. Vediamo un po', eccoci qua, adesso possiamo, guardate ragazzi, tutto fatto live, Ti aspetto, Francesco, guardate, lucidissimo, che dite? Ci allontaniamo un po' per vedere meglio il disegno. Buongiorno Sandro, spettacolo, grazie Cristiano, grazie Paolo, grazie Robert, grazie alla mia mogliettina, guardate. Uno spettacolo, ragazzi, ve l'ho fatto tutto in diretta, merito almeno qualche condivisione.
guardate, guardate che vena, guardate qua, guardate qua. Grazie Domenico, grazie Luca. Una diretta con un cantare domani Matteo, vediamo, ci organizziamo. Certo che ti ho salutato Land Rover, cioè hai un nome un po' difficile. Non ci vedo bene oggi. Occhio che i marmisti ti denunciano. Bellissimo, grazie, grazie, grazie. Guardate che vena. Guardate qua, guardate che sfumatura. Guardate quest'altra. E allora, Umberto Marcellino. Grazie Stefano. Grazie Aldo. Grazie Maurizio. Grazie Marco. Grazie Valente. Ragazzi, con questa io chiudo tutto, vi saluto, vi ringrazio che siete veramente in tanti, che dirvi, mi riempite il cuore di gioia, Eccoci, ciao a tutti, vi voglio bene e andrà tutto bene, vi aspetto, forse domani faremo un po' di Alcantara, ciao a tutti. Eccoci, adesso saluto gli amici di YouTube, grazie anche a voi che siete stati in tanti, guardate frontale, è veramente bellissimo. Ciao a tutti e alla prossima, ci vediamo su streaming, ciao! Dove si chiude? Non lo so.